Eccolo il famoso Lorenzo da Ponte, nato qui vicino a Ceneda nel 1749 e morto poi a New York nel 1838 dopo una vita intensa e avventurosa trascorsa tra diverse capitali d'Europa e l'America. Uomo di grande cultura, letterato poliedrico, è noto soprattutto per la sua collaborazione con Mozart, per il quale ha scritto i libretti delle sue opere Le nozze di Figaro, Così fan tutte e il Don Giovanni. Questo dipinto, di cui non si conosce l'autore, riprende un ritratto in miniatura del Da Ponte realizzato nella prima metà dell'Ottocento da Nathaniel Rogers ed è esposto qui al Museo del Cenedese. L'opera, molto apprezzata sia per la sua qualità artistica che per la fama del personaggio ritratto, è stata richiesta in prestito spesso per delle mostre temporanee ed è stata esposta a Palazzo Ducale di Genova, al Palazzo Reale di Milano e anche all'Albertina di Vienna.